Scusa. Quindi in centro. Siamo in onda? Fuso orario di Bangkok, Hong Kong, tutti a posto? Sydney? Bene. Siamo in diretta, buonasera a tutti, benvenuti qui alla casa vitivinicola Il Colle, che spero conosciate, ma nel qual caso non la conosciate, poi vi facciamo conoscere. Mamma mia che sono andato peggio di Zaia con i verbi di Crozza. Vabbè, poi vi facciamo conoscere insomma questi ottimi vini che Il Colle produce. Vedo Loris D'Alto, vice sindaco, e lo blocco subito prima che vada a sedersi, così porta il saluto dell'amministrazione comunale. Vieni Loris, c'è anche il microfono per te, perché la vice sindaco ha il diritto al microfono. Applauso, primo. Grazie, buonasera a tutti. Sono 2 anni che non prendo il microfono in mano, per cui mi perdonerete. Questa sera tocca a me rappresentare l'amministrazione perché il sindaco era impegnato e quindi volentieri porto il saluto dell'amministrazione comunale a tutti quanti voi. Vi do il benvenuto a questa terza serata di questo ciclo di incontri, di questa rassegna Parole in un bicchiere. Un benvenuto particolare e speciale al nostro ospite Paolo Malagutti, che questa sera ci presenterà il suo libro Se l'acqua ride, giusto? Un libro che già fa parlare di sé. Siamo in finale al premio Campiello e quindi complimenti e i nostri auguri per vincere questa selezione. Ci farebbe onore e veramente piacere. Un grazie anche a chi ci ospita questa sera. Stavo parlando adesso con Sara della famiglia Ceschin, un'azienda, Il Colle, che sempre apre le proprie porte ad eventi di questo tipo. Eventi che quest'anno, con questa prima rassegna, anche la Proloco di San Pietro di Feletto organizza in una veste inedita. Grazie così all'ingegno, alla disponibilità di un'amica, di Sonia Ceschin, che ha messo a disposizione la sua passione del leggere, le sue competenze, le sue relazioni personali anche, perché questi, permettetemi, principi della scrittura che ci ha portato sono relazioni sue. E quindi credo che quando un cittadino mette a disposizione le proprie relazioni per la comunità, per dar lustro alla comunità, ecco, meriti il grazie da parte dell'amministrazione comunale. Come un grande grazie si nasconde, ma al presidente della Proloco e a tutti i collaboratori che in quest'anno... Proloco di San Pietro di Feletto, perché altrimenti mi tirano le orecchie. Anche a me? E anche a te. Sull'argomento. Al mondo, quindi non sanno se... Proloco di San Pietro di Feletto. Bene. Che in un anno come questo ha sfidato così gli eventi, organizzando la 50ª mostra dei vini di Collina. Certamente credo sia una delle edizioni più difficili che la Proloco in 50 anni e passa di attività ha dovuto affrontare, no? Perché? Perché solitamente la Proloco è abituata a fare le proprie attività. Lo scorso anno non è stato possibile, è stata organizzata la mostra virtuale, ma diciamo abbastanza facile. Quest'anno per la voglia di ripresa, per la voglia di dare un segnale alla nostra comunità, la Proloco ha detto vogliamo organizzare, e quindi siamo qui con i nostri dispositivi, con le nostre misure di sicurezza, con tante problematiche, perché dovevamo essere sotto il capannone con l'attività commerciale che la Proloco fa per mantenere vive le tradizioni, per mantenere i programmi che costantemente ogni anno ci propone. Invece questo ancora non è possibile ed è giusto che sia così, perché le regole vanno rispettate. E tra i tanti programmi e progetti che la Proloco sta portando avanti, mi permetto questa sera di citarne uno, ma non perché, intanto perché è un grosso progetto che stiamo portando avanti con l'amministrazione comunale, ma perché questo progetto è nato qua, proprio in questa cantina, con l'amico compianto Fabio Ceschin, che non ho ancora parole per ringraziarlo, perché ci ha dato l'impulso determinante insieme ad altre persone, ma lui davanti agli altri,
e ci ha dato lo stimolo per il recupero di un fabbricato che si trova, quel piccolo fabbricato che si trova ai piedi della pieve di San Pietro di Feletto, che ha un'importanza strategica e che lo avrà sul piano culturale, perché sarà sede di attività culturali e sarà punto informativo per il territorio. Ma proprio questa input, questo incipit, nasce in questo luogo, in questa cantina. E quindi ecco, ancora grazie alla famiglia Ceschin, che comunque sta portando avanti ancora questo progetto con noi, e grazie al compianto Fabio per questa impronta che ci ha dato. Chiudo perché i politici meno parlano e meglio è. Per fortuna che era 2 anni che non prendeva il microfono in mano. Ringraziando l'autore, augurando ogni bene, e posto che lui ci presenta un libro, il suo libro questa sera, non posso non, a nome anche della Proloco, Arcangelo, vieni e dammi una mano, perché uno dei tanti progetti che amministrazione comunale e Proloco di San Pietro di Feletto hanno fatto in questi anni è Specchi segreti della Valle Crevada. Questo è un libro di immagini che la Proloco giratevi verso la telecamera, va bene così, editato con l'amministrazione comunale, con le foto del dottor Stefano Cusumano, di una valle bellissima dove scorre il Crevada, e queste foto, queste immagini sono punti diversi di questa valle nelle varie stagioni, nelle 4 stagioni, e quindi a lei a ricordo di questa serata, augurandoci che sia di ispirazione San Pietro e questa immagine per il prossimo suo romanzo, e che poi lei venga a presentarlo qua, e che sia San Pietro ovviamente il soggetto da valorizzare. Grazie e grazie. A presto. Grazie a Loris D'Alto, vice sindaco, grazie. Penso che gli stimoli per ambientare qualcosa qui a San Pietro di Feletto ci siano, perché Arì pare che ambienterà il prossimo omicidio che ha ordinato, lo farà qui in San Pietro di Feletto, quindi siamo a posto, tranquilli. Allora, Sonia Ceschin, buonasera, Alessandro Toso, buonasera, con noi anche Mauro Ballotta che è qui. Possono applaudire o non possono applaudire? Decidi, perché devi decidere prima della serata, quindi vedi, no, non applaudite quando legge, lo applaudiamo alla fine. Adesso, bene, adesso beccati questo e basta. Poi abbiamo con noi alla viola, dov'è la viola? Sui piedi, Igor Dario, buonasera Igor. E al pianoforte o pianola Davide Liessi, eccoci qui, che ci allieteranno con la musica di sottofondo. Allora abbiamo un'ora di tempo prima di dare poi il gran finale con Sara Ceschin e il Colle, per conoscere appunto la loro produzione. Un'ora di tempo da questo momento, sembra proprio il via, pronti via. Paolo Malavotti, adesso so cavoli tuoi e rispondo. Ciao, arrivederci. No, infatti, applaudita, ok. Mi piacciono. No, io mi chiedevo se l'ora fosse lorda o netta, perché già con questa iniziale ci eravamo bruciati 12-13 minuti, per cui avevo già... È netta. Facciamola netta. Infatti. Poi ci mettiamo d'accordo col vice sindaco. Allora, intanto grazie mille di essere intervenuti, grazie a Paolo, grazie a Sonia. La prima domanda è abbastanza canonica, però in questo caso credo che sia assolutamente doverosa. Se l'acqua ride è un romanzo che ha un'ambientazione e una connotazione geografica molto molto precisa, e leggendolo vi renderete conto che dietro c'è uno studio molto profondo, tale che se io da lettore non mi fossi informato prima sull'autore avrei pensato che Paolo viene da 10 generazioni di abitanti di Battaglia Terme, per cui la prima domanda è: come è nato il progetto e come lo hai sviluppato? Sì, si sente, sì. Okay. Prima di rispondere rubo qualche secondo all'ora che abbiamo per ringraziare a mia volta dicono che più vicino, proprio pick-up, ok. Vi ringrazio per l'invito e ringrazio tutti quelli che hanno contribuito alla realizzazione di questo incontro, che ovviamente mi fa molto piacere, anche perché segna una ripresa. Queste serate sono ovviamente le prime nelle quali godo di nuovo dell'incontro diretto e non mediato da uno schermo con le persone, parlando di libri, quindi è un bel rientro, un bel ritorno. E
nel merito di quello che dicevi, diciamo che se l'acqua ride è nato con un meccanismo abbastanza casuale all'inizio, che però non è la prima volta che capita, perché è capitato anche per altri romanzi. Cioè dietro c'è un incontro con delle persone e con dei libri. Nello specifico, mentre giravo per presentare un altro libro nell'ambito del centenario della Grande Guerra, il libro era Prima dell'alba, ho fatto 2 presentazioni a breve distanza l'una dall'altra, una sul Sile, penso fosse proprio Casale sul Sile, e l'altra Battaglia Terme. Al termine della presentazione, come è avvenuto poco fa, insomma, mi hanno omaggiato di un libro sul territorio. Il libro datomi sul Sile riguardava i cavallanti, i tiranti, cioè quelle persone che quando la navigazione fluviale era attiva, i burci non avevano il motore, trainavano i burci controcorrente o coi cavalli o con la propria forza muscolare. A Battaglia invece mi hanno donato proprio un libro, uno studio sulla civiltà fluviale in genere, quindi i burci come sono fatti, i barcari come commerciavano e così via. Libri che ho lasciato lì per un certo periodo e che qualche anno dopo ho ripreso in mano casualmente, scoprendo che per quello che cerco io in una storia, per quello che mi piace ricercare in una storia, quindi tradizioni locali, prospettiva dal basso, diciamo prospettiva popolare, possibilità di sperimentare linguisticamente, quindi la presenza di un gergo specifico di questo mestiere, insomma c'erano tutti gli ingredienti. E allora è iniziato questo percorso, che si è poi arricchito con l'altro ingrediente, che in particolar modo per questo libro, prima ti dicevo che me lo sono goduto parecchio nello scriverlo, è stato importante, cioè l'incontro con delle persone che mi hanno dato una grande mano, in particolar modo penso proprio agli amici del Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia, e su tutti una persona che purtroppo non c'è più, Riccardo Cappellozza si chiamava, era un ex barcaro, ormai 90enne, ma con un'energia e una lucidità mentale impressionanti e un desiderio di raccontare le storie della sua vita che ti infondeva energia e ti infondeva l'amore per le cose che raccontava, e che mi ha permesso di mettere insieme quel corpus di linguaggio, di tradizioni, di aneddoti sul quale poi ho cercato di intrecciare la vicenda. Questo è stato il percorso di avvicinamento. Quindi mi permetto di dire che siamo in presenza di una persona abbastanza speciale, perché normalmente, e sfido chiunque di voi, quando ti regalano un libro sulle tradizioni locali è bellissimo riceverlo, ma poi è raro che uno davvero si metta lì a studiarlo. Tu invece... Sono dei tesori, sono delle miniere a cielo aperto. Quindi anche per questo complimenti. Beh, io innanzitutto volevo ringraziarti, perché questo libro io l'ho letto e l'ho definito una carezza per l'anima, perché è un libro che ti immerge in una realtà, ma ti immerge anche in te stesso, perché secondo me è un racconto di formazione, nel senso che una cosa che apprezzo molto della tua scrittura, già quando ti ho scoperto sul Grappa dopo la vittoria, e poi leggendo anche i sillabari, è che tu rappresenti esattamente quella che è l'arte italiana, secondo me, cioè una commistione di sorriso e malinconia, nel senso che tu cominci a raccontare una cosa stimolando un sorriso, e poi alla fine c'è questa profondità che emerge e che ti fa pensare, e ti fa magari anche spuntare quella mezza lacrimuccia che però non fa male, e quelle lacrimucce che fanno bene, quella è esattamente quella carezza all'anima. E in questo libro secondo me ci riconosciamo un po' tutti, anche perché tu non dai un nome al protagonista ma un soprannome, e esprimi il concetto che comunque per crescere devi perdere qualcosa. E visto che tu lavori con i ragazzi, e i ragazzi, andiamo anche un po' fuori tema, metti, ma forse è un tema più che attuale, i ragazzi hanno perso tanto in questi ultimi 2 anni, e tu come insegnante sicuramente li hai vissuti. Può essere che un po' ti abbia ispirato anche questo nello scrivere un libro del genere? Guarda, intanto grazie delle tue parole, e sono completamente d'accordo con te sul fatto, insomma, penso che possiamo essere d'accordo tutti sul fatto che
i ragazzi, insomma, diciamo, la categoria dei giovani è stata forse una tra le categorie che ha pagato il debito più alto, magari, anzi sicuramente non in termini di vite umane, però in termini di proprio lucidità mentale e di sacrificio di spazi che sono vitali per la crescita. Non si poteva fare diversamente, è andata bene così, adesso ne usciamo, però chiaramente chi da insegnante o da genitore, insomma, ha a che fare con dei ragazzi, penso che si guardi con uno sguardo sollevato da un lato, preoccupato dall'altro l'anno prossimo, per capire come ci si muoverà, perché bisognerà avere il passo corto del maratoneta, non si può cercare di recuperare 2 anni di altro rispetto alla scuola a cui eravamo abituati. Si è fatto molto, però forse non è stato abbastanza, insomma. Allora, giro un po' la domanda, perché chiaramente questo libro è nato subito prima della pandemia. Posso dire che ciò che ho scritto durante la pandemia e quindi anche durante la didattica a distanza mi è servito per prendere fiato. Una cosa bella di ogni azione immaginaria, che sia con la scrittura o che sia con altri linguaggi artistici, è che ti permette di letteralmente prendere il volo e andare in posti in cui non puoi andare. Cioè, nel momento in cui non potevo andare in Grappa, io abito sulla pedemontana del Grappa e il Grappa è una meta ambita, insomma, di liberazione, ci sono andato costruendo racconti ambientati sul Grappa e, diciamo, non funzionava a livello di linea di abbigliamento che si restringeva, perché la vita sedentaria fa danni, però funzionava almeno a livello di liberazione delle energie mentali. Invece dico questo, che è una cosa in cui credo fortemente, perché l'ho sperimentata come valida, almeno nella mia esperienza, del rapporto mutuo che c'è tra scrittura, nel mio caso, ma chiamiamo passione e insegnamento. Sicuramente l'insegnamento, la fortuna di poter stare con dei ragazzi e di comunicare con loro in vista di un obiettivo comune, mi dà forza nella scrittura, almeno in una cosa anche abbastanza tecnica. Chi insegna sa bene che la lezione che tu prepari, per quanto tu l'abbia preparata rigorosamente, non verrà mai realizzata così come l'avevi preparata, perché grazie a Dio non devi inserire delle schede preforate in una macchina, ma hai a che fare con delle menti diverse e, si spera, vivaci, che obiettano, che non comprendono, che fanno domande, che disturbano. E quindi si tratta di adeguare ogni volta, e questo è problem solving, in maniera più o meno drammatica, insomma, a volte non riesci a fare niente di quello che avevi preventivato. Questo nella scrittura io lo trovo costantemente, anche perché non sono mai stato in grado di pianificare una trama perfettamente prima di mettermi a scrivere, quindi la invento strada facendo. E questo a volte mi porta di fronte a dei vicoli ciechi tremendi, e credo che se non avessi negli anni faticosamente e con pazienza sviluppato quel po' di elasticità che credo un insegnante debba avere se vuole sopravvivere, anche certi ostacoli nella costruzione delle linee narrative sarebbero diventati insuperabili o molto complicati. Allora, adesso la palla torna a me. Una cosa che mi ha colpito da lettore del romanzo è una cosa che ha a che vedere con la mia vita. Io credo che i romanzi buoni abbiano quella cosa che il nostro comune, la nostra guida comune Stephen King parla, la risonanza. Quindi è come se l'autore a distanza facesse vibrare un diapason che a migliaia di chilometri risuona nell'anima di chi legge. E io, leggendo Se l'acqua ride, francamente per la prima volta da tanto tempo mi sono riscoperto veneto. E mi sono detto, queste cose che sto leggendo in qualche modo fanno parte anche della mia storia. Quindi avrei una domanda biforcuta o duplice. Ne hai avuto la percezione di essere qualcos'altro? Ci hai mai pensato, oppure hai solo seguito la storia a prescindere da tutto il resto? Allora, la seconda parte della domanda ci ho pensato anche al di là di questo libro e provo ad abbozzare una risposta con tutti i limiti del caso. La prima parte, devo dire che
posso azzardare questo nel merito di questo romanzo, che è stata un'esperienza di scrittura stranamente, anzi singolarmente piacevole. Scrivere mi piace sempre, se no non lo farei, insomma, non cercherei di seguire questa passione. Però normalmente il romanzo, diciamo, ha una prevalenza cerebrale, razionale, cioè sono poche quelle pagine in cui riesco proprio a godermi il divertimento dell'episodio che sto scrivendo, per tante ragioni, o perché ho scritto spesso narrativa storica ambientata molto lontano da noi e quindi dovevo stare molto attento, insomma, oppure perché il linguaggio, che ne so, sul Grappa dopo la vittoria, ambientato a Pedemontana Trevigiana, Borso del Grappa, io sono padovano, quindi le frasi in dialetto ho dovuto tradurle, ok? Invece qui è ambientato negli anni 60 e nella bassa padovana, e quindi sia sul fronte linguistico che sul fronte cronologico ho solo dovuto aprire le porte a quelle memorie familiari dei miei genitori, dei miei zii, ovviamente dei miei nonni, che mi hanno accompagnato quindi non solo in una facilità narrativa ma anche in un calore affettivo che non avevo mai sperimentato così forte mentre scrivevo, quindi me la sono goduta, e questa era la parte facile della domanda. Adesso c'è la parte difficile sulla dimensione. Allora, a me piace pensare che, come posso dire, la civiltà globale in cui siamo immersi, volenti o nolenti, non sia stata ancora così violenta e così pervasiva da annientare totalmente quelle differenze, quelle specificità che permettono di capire quando si esce da una comunità e si entra in un'altra comunità. Non importa tanto la scala, prendiamo il comune, prendiamo la provincia, prendiamo la regione, insomma. E credo, insomma, che in questo, un autore che sta molto dietro questo libro, che è Pasolini, aveva suonato la campana a morto per le culture locali negli anni 60 e 70 e diceva che la cultura di massa stava asfaltando tutto. Sicuramente la cultura di massa ha omologato molto, ma credo che per fortuna qualcosa sia sopravvissuto. E quindi, molto banalmente, quando passi il Po da una parte all'altra, al Veneto e all'Emilia, senti ancora la differenza di accento, i dialetti sono sopravvissuti, è sopravvissuta anche, si vede, anche se poi apro e chiudo subito la parentesi politica, però insomma, anche se sono cambiate molte cose, però certe culture politiche caratterizzano i nostri territori, no? Ci sono ancora le cosiddette regioni rosse, no? L'Emilia, la Toscana, quindi insomma delle specificità, chiamiamole culturali, ci sono. E come tutte le specificità culturali ce ne sono di buone e ce ne sono di cattive per ognuno. Sarebbe, credo, infantile pensare che, visto che noi abitiamo qui, siamo nel miglior posto del mondo. Però questo credo ci debba stimolare a prendere atto dei punti di debolezza, ma non per questo voler meno bene al nostro territorio. Cioè, tornando all'orizzonte pedagogico, insomma, se io provo a far bene il mio lavoro di insegnante, non è che devo chiudere gli occhi di fronte ai problemi che ha uno studente e dire vabbè, è comunque 6, stai tranquillo, ti do la sufficienza, ma si lavora sulle difficoltà. Quindi faccio subito l'esempio concreto, mi do la zappa sui piedi. Sono tante cose che amo, chiamiamole della cultura veneta, ad esempio, ed è una prova anche il nostro essere qui stasera, grazie alla Proloco, una forza del terzo settore, una forza del volontariato che fa parte di una cultura sociale che in altre parti d'Italia non c'è. Okay? Questa è una cosa che trovo diffusa, presente, la capacità di darsi agli altri gratuitamente, che si riflette anche in altre cose, che ne so, la banca del sangue in Veneto normalmente, mediamente, è più fornita rispetto ad altre zone. Ci sono anche però delle cose meno positive, insomma. A me, come dire, credo che, visto che nel romanzo ne parlo, in Veneto negli anni 60 si sia accelerato un po' troppo in fretta. Forse si poteva andare più lentamente e garantire un equilibrio maggiore. Veneto continua a essere prima regione in Italia insieme a Lombardia e Campania per consumo di suolo da una decina d'anni.
e forse si potrebbe adesso decelerare un po' in questo consumo di suolo. Quindi ci sono le criticità, però credo che la specificità ci sia, ripeto, e che sia anche bello riconoscerci nelle differenze. Ecco, prima di introdurre la prima lettura, io volevo fare un inciso che sicuramente metterà in imbarazzo l'autore, però ce vo. Abbiamo appena sentito cos'è un intellettuale. Oggi la parola intellettuale molto spesso suona una persona che non fa niente, sta in un divano e spara sul mondo. L'intellettuale è questo, una persona che osserva, capisce, interpreta e ci spiega. E sinceramente credo che anche oggi sia una cosa, a parte l'imbarazzo che so già, esatto. però Grazie. questo è un intellettuale e secondo me ha da avercene, quindi grazie. Vabbè, cosa devo dire? Va bene. E detto questo, credo Lettura. che possiamo passare alla lettura. Fino a ieri avevano il cesso in cortile. Ora, all'improvviso, pare diventata una cosa da turchi. Il vecchio Giobatta, nonno di Scaglia e mutilato nell'altra guerra, quando sono arrivati i Murari ha tirato giù santi e madonne, dicendo che era un'idea da macachi sporcaccioni, quella di mettersi il cesso attaccato al letto, e che anche in trincea davanti alla Piave, dove pure c'erano topi grandi come gatti e pidocchi grandi come topi, avevano avuto il buon senso di scavare le latrine lontane dai baraccamenti. Quando infine il padre di Scaglia aveva tolto il cesso dal cortile perché i compaesani vedessero anche dalla strada che avevano fatto la spesa, era andata a finire che nonno Giobatta, testardo, ogni mattina prendeva il suo bravo foglio di giornale con l'unica mano lasciatagli dall'Italia vittoriosa e partiva in bicicletta fin fuori il paese, dove era fatto in qualche maniera un cesso vicino al fosso. E intanto il padron del campo che lui andava a concimare passava lì vicino e salutava ridendo sotto i baffi: "Chi si ferma è perduto, Giobatta!" E Giobatta, accovacciato tra gli arbusti, rispondeva sempre: "È perduto chi si ferma in Monade Tomari." Gambetto l'aveva finalmente visto il bagno, non era più da chiamarsi cesso a casa di Scaglia, ed era rimasto impressionato dalle mattonelle lisce e bianche, dal lavandino e dal grande bollitore. Era rimasta in effetti una curiosità e alla fine aveva dovuto buttarla fuori. "Cosa che serve?" aveva sussurrato indicando il recipiente basso e lungo di porcellana bianca con 2 rubinetti vicino al water. Scaglia aveva alzato le spalle confessando che suo papà si era vergognato di mostrarsi ignorante coi Murari e col traulico e così non aveva chiesto niente. Alla fine aveva dedotto che era per lavarsi i piedi e così facevano. Ogni tanto sua mamma ci lasciava la notte i fagioli secchi. A ripresa.
francesi. Una cosa che ho apprezzato molto di questo libro e comunque della tua scrittura in generale è il fatto che molti pensano che il veneto sia una lingua a sé totalmente distante dall'italiano. Tu invece in questo libro, scrivendo in italiano, riesci a inserire termini dialettali, cioè non ci se ne accorge di questa cosa? Cioè secondo me lo può leggere chiunque in Italia senza problemi. E questa è una cosa fantastica. Soprattutto perché fai scoprire un territorio che normalmente a livello di letteratura, cinema, sta cominciando a emergere un po' adesso, ma che finora è sempre stato nascosto per tutta Italia. E quindi come ti è venuto in mente di fare questa cosa? Tu, docente di lettere, di contaminare l'italiano con il veneto? Insomma, dopo approfondiamo la tematica più generale toccando il tema del sillabario. Intanto provo ad accennare un po' a questo fatto. Sono innamorato di Meneghello e leggendo e rileggendo soprattutto Libera Nostra Mano ma anche Pomopero ho cercato di assimilare, che è però molto complicato, insomma, perché lui è lui, la sua capacità di mescolanza dei codici e dei linguaggi. A questo si unisce, a questo stimolo letterario, si unisce uno stimolo privato, personale, che diciamo dopo, insomma, perché adesso ci porterebbe un po' fuori strada. Ma in realtà sono convinto, proprio da insegnante di lettere, proprio da insegnante di letteratura, che la mescolanza, l'affiancamento di registri differenti nasconda, insomma, un potenziale espressivo enorme. E ovviamente questa è una cosa tanto presente nella letteratura, nel senso che ne so, ci sono autori che hanno operato filtrando il linguaggio, come Petrarca, per dire uno dei più scontati, ma autori da Dante fino a Gadda, arrivando a Meneghello ovviamente, che hanno invece davvero mescolato e creato laddove mancavano, addirittura inventato parole, no? E quindi questa tradizione, secondo me, è una tradizione potentissima, che ha un difetto, che è complicata anche da leggere. Infatti non è un caso, insomma, che a livello di successo e di copiabilità nella tradizione letteraria sia stato Petrarca a vincere su Dante. Petrarca più facile da imitare rispetto a Dante, ovviamente. Lo stesso, modernizzando il ragionamento, le editrici, ne parlavamo anche prima, sono sempre un po' spaventate quando tu presenti un testo narrativo che mescoli un po' le carte, che non si accontenti dell'italiano medio, ma apra una porta o su un dialetto o magari su termini molto letterari, antichi, sul latino, cose così, perché si spaventa quello che viene chiamato comunemente il lettore medio, che però secondo me è una sorta di chimera, nel senso che non esiste un lettore medio. Fortunatamente ci sono i lettori, ogni lettore ha il suo gusto, le sue simpatie legittime. A me piace per tante ragioni provare a mescolare, e quindi in questo caso mescolare italiano e veneto soprattutto. Una ragione è proprio di divertimento in fase di scrittura. Succede una cosa che credo sia molto simile a quella che raccontava Montale spiegando il correlativo oggettivo, cioè affiancare termini apparentemente incomunicanti tra di loro, anzi distanti tra di loro, può a volte, provandoci, insomma, generare una sorta di reazione chimica in attesa in chi scrive e magari anche nel lettore, e è come se si aprisse un nuovo canale, come se la parola non parlasse più solo per sé, ma parlasse anche alla luce della sua funzione anche puramente fonetica nella frase. O ancora di più se tu usi una parola dialettale. Mi è capitato spesso che un lettore mi ringraziasse perché guarda, ho incontrato quella parola, che ne so, ratatouille, e mi ero dimenticato di mia mamma o di mia nonna che me la diceva, e quindi è stato una sorta di ritorno al passato. Quindi anche questo è... però a fianco di questo c'è anche un altro principio che mi rendo conto che esce un po' dalla funzione primaria del leggere un libro, dello scrivere un libro. La funzione primaria è il piacere, no? Tu leggi un libro perché ti piace.
diciamo che qua c'entra un po' la mia deformazione professionale da insegnante. A me piace credere, piace sperare che un libro possa anche essere un'occasione, per quanto piccola, di accrescimento culturale. E l'accrescimento culturale è anche accrescimento linguistico. E quindi pensare di aver offerto, poi uno è libero ovviamente di raccoglierlo o meno, la possibilità di arrivare in fondo al libro e di aver imparato una parola nuova o di aver riscoperto parole che credeva di aver dimenticato, no? Mi piace, penso che sia un'occasione arricchente, però ripeto, mi piace molto giocare su questi registri, anche perché creano un motore comico forte. Affiancare un termine aulico a un termine dialettale è proprio un meccanismo molto banale per costruire una scena che può, insomma, se si riesce a equilibrarla, può far sorridere, insomma. Sì, poi è molto bello anche, cioè almeno, vabbè, io ormai viaggio verso il mezzo secolo, però leggendo questo libro ti sembra un mondo molto molto distante. In realtà non lo è, perché io sinceramente quando ero piccola, i miei stavano in Germania, io passavo, ho fatto prima e seconda elementare, stavo dai nonni, poi stavo in collegio, andavo dai nonni sabato e la domenica, e tutto il discorso del il bagno fuori, il vasetto in camera, il dormire sotto 5 strati di coperte dove non respiravi, la storia del barbazucon, così non ti alzavi dal letto, ma tanto non uscivi da quelle coperte, ma neanche se veniva giù. E lo leggi questo libro, ti sembra che sia ambientato 100 anni fa, e nonostante quello ti sembra che sia ambientato nella tua infanzia, perché ci si riconosce, quello che diceva prima Alessandro, cioè tu hai il potere di farci riscoprire le nostre radici venete o del territorio, o comunque le nostre radici, e nonostante questo ci proietti comunque nel futuro, perché le porti in tutta Italia con questo libro, e questa è una gran bella cosa, cioè, non siamo solo vino. Vabbè, no, manco male, ma che male non fa il vino, per carità. No, però ecco, devo dire questo, qui credo che ci sia anche un meccanismo culturale in cui siamo caduti tutti. Perché è vero, cioè, si parla di anni 60 e ci sono certe pagine che leggevo, tipo quelle di sti cavallanti che tirano, no? Che sembrano pagine tirate fuori dal Medioevo. In questa lontananza, in questa distorsione, per cui sembra che siano cose lontanissime e invece sono cose neanche dei nostri nonni, dei nostri genitori, credo che giochi un ruolo importante in cui siamo colpevoli, la fretta che abbiamo avuto di scrollarci di dosso un passato di fatica, però nel toglierci di dosso questo passato di fatica ci siamo tolti di dosso anche memorie che forse valeva la pena mantenere. Nella foga nella quale siamo entrati a diventare uno dei motori europei, nella quale siamo entrati in una situazione di benessere che ha reso me altra cosa rispetto ai miei genitori, altra cosa su tutti i punti di vista. Culturalmente, loro erano fermi alle medie, io sono arrivato alla laurea. Linguisticamente, loro parlano dialetto, io sono stato educato all'italiano. Da un punto di vista alimentare, loro da piccoli dovevano prendere l'olio di fegato di merluzzo a scuola perché avevano bisogno di ricostituente, io avevo pasta asciutta e bistecca, e se non te magni pensa che mia toetano che vado a mangiare qui di magna. E, insomma, c'è stata una metamorfosi radicale e profonda che però ha portato anche a un'emorragia di memoria. E forse quella generazione lì era legittimata a questa condanna della memoria, perché forse la fatica, la fame e la povertà erano ancora realtà troppo vicine e quindi volevano allontanarle. Però forse noi non abbiamo più quest'alibi, quindi forse una delle responsabilità della nostra generazione può essere quella di riavvicinarsi in maniera non conflittuale, cioè di fare pace con quelle dimensioni come il cesso in giardino di cui i miei nonni non volevano parlare perché ci vergognava di avere il cesso in giardino. Quindi esempio banale, ma insomma c'è ben altro ovviamente al di là del cesso in giardino che fa parte del nostro DNA culturale e che non ha senso ghettizzare, ecco. Io ho pensato, avrei un'altra domandona di quelle pesanti, però è anche opportuno un pochino smezzare. Smezziamo. Per poi direi Sì. di dare la parola alla seconda lettura. È una cosa che mi è venuta in mente per un'osservazione che mi hanno fatto anni fa su una cosa che ho scritto io. Il ruolo femminile nel tuo romanzo. È inevitabile che, essendo una vicenda ambientata tra il 65 e il 66, la società di quel tempo
relegasse la donna a un ruolo, se non altro, molto più nascosto. Sempre motore della famiglia, però sicuramente dal punto di vista delle decisioni, dell'autorità, della presenza, tutto diverso rispetto a oggi. Scrivendolo ti sei posto il problema, non vorrei che poi, come dire, chi legge mi dicesse ma come, le donne qui non emergono, sono tutte figure un pochino funzionali alla trama, cioè ti sei posto il problema dell'ottica del 2021 in una vicenda ambientata nel 65? Mi hanno obbligato a pormi il problema. Guarda, io sono felice perché me lo immaginavo, però non... No, ma per un problema che mi porto dietro da sempre, cioè non so bon con i personaggi femminili, faccio molta fatica. E diciamo anche per mia... Allora, uno per il genere su cui mi sono formato, diciamo, nella palestra di lettura da ragazzo. Guareschi, donne, non tanto. No, infatti, ma anche il grande filone del romanzo d'avventura da Jules Verne a London, insomma... E d'altra parte anche per i generi che cerco di seguire per i motivi che tu dici, insomma, se un romanzo della Grande Guerra in trincea, donne non ne, no. Quindi, insomma, però una cosa che ben presto con la Santi 40 no, i primi 3 libri no, però dopo, appena entrato in Harry Potter, ancora di più in Solferino, in Einaudi, a un certo momento arriva la domanda, sì. Ma la storia d'amore? Sì. Perché evidentemente la storia d'amore piace, e allora, visto che cerco di accontentare le richieste, ho cercato di anche qui di costruire, e qui mi è venuto anche più facile perché il protagonista è un ragazzo tra i 13 anni che accompagna il nonno sul Burcio, passa l'estate con lui, quindi conosce il mondo e quindi si innamora, quindi fa le sue prime esperienze, ha la compagna di classe che è idealizzato, insomma. Però è inevitabile che, essendo un romanzo in cui il protagonista è un ragazzo di 13 anni e l'altro protagonista è il nonno e vivono sul Burcio, sì, i ruoli femminili che ci sono comunque funzionali a, e questo sì, mi pareva abbastanza automatico. Mi sono divertito, è stato interessante raccontare il cambiamento degli anni 60 anche attraverso le figure femminili, perché a un certo momento una ragazza che Gambetto, il protagonista, conosce in una sagra estiva sul Po a Bondeno, lui resta imbarazzato, stupefatto, perché è abituato a figure femminili, diciamo così, più tradizionali, come la madre o alcune compagne di classe limitate alla casa, invece questa qui è già una che corre sull'onda degli anni 60, quindi molto esuberante, vestita in un certo modo, pitata in un certo modo, e soprattutto che rivendica una indipendenza rispetto alla famiglia, e questo lo manda un po' in confusione. Quindi il ruolo femminile mi ha aiutato, ecco, per mettere a fuoco la faccenda del cambiamento. Ecco, ci tengo a dire che, ripeto, da lettore funziona tutto, che è una meraviglia, per cui se non l'avete letto fate finta di non ascoltare il come è nato il libro, perché a leggerlo veramente fluisce come la corrente di un fiume. Non c'è un momento in cui il lettore si dice ma questo personaggio forse... No, veramente va che è una meraviglia. Anche perché io le donne le ho viste in modo totalmente diverso da voi due in questo libro. A me sono piaciute invece perché sono forti e silenziose. C'è la ragazza che finché è maestra, sono silenziose siamo contenti tutti. ma perché sono forti, non hanno bisogno di dire nulla, perché c'è la ragazza che di giorno fa la maestra e poi lavora nel bar, fa lo stessa. C'è anche la madre stessa, la forza che ha nel crescere la famiglia nonostante il dolore. La ragazza che lui si innamora e che idealizza quando va a fare la spesa. Cioè io le donne non le ho viste in un ruolo di sottomissione relegate, anzi. Hai visto? Ah, bene. Sa perché però io le ho viste così, quindi stai tranquillo che in teoria non dovrebbero dirti niente le donne. Bene, sono contento. Mi levi un peso dalla coscienza. Quindi. Direi che detto questo...
faccenda di Crotali. Mi vide volare in cerchio attorno alla Teresina, le grandi ali bianche, gli occhi vagamente crudeli puntati alla ricerca di qualche boccone da raffinare. Non ne aveva mai visti così tanti e così da vicino. Erano grandi, ben diversi dalle rare gabbianelle che a volte si spingevano solitarie su per i canali. E poi, all'improvviso, la laguna gli venne incontro. Era da poco passato il mezzogiorno, il sole era alto in cielo, ma l'aria era pulita. Lo scirocco increspava leggermente la superficie dell'acqua, incendiandola di scaglie di luce bianca, accecante. Mi aveva sentito parlare della laguna. Non l'avevo mai vista, solo qualche foto sui libri, una cartolina. La riva di terra alla loro destra risaliva fino a perdersi dietro l'orizzonte. E questo lo sapeva per averlo sentito dire decine di volte da suo padre e suo nonno. C'era Chioggia, poi Pellestrina, e su, fino agli Alberoni, al Lido, poi Venezia. Ma era uno spettacolo senza paragone che gli spiegava davanti agli occhi ad avide vertigini. Erano vere, prima di tutto, decine di vele, di ogni colore, ampie, minute, in fuga sull'orizzonte o vicine, in attesa alla chiusa. Alcune inerti sugli alberi delle barche in stato, altre gonfie, vibranti e tese alla brezza moderata che soffiava da sud-est. E poi barche. Chissà come si chiamava ognuna di quelle imbarcazioni diverse dal loro burgio. I nomi mi vorticavano nella testa, ma quale poteva essere la Caorlina, quale la San Pierota e la Padoana, Topo, il Bragosso. Su tutto però era l'acqua ad accelerargli la corsa del cuore. Era tanta e quieta, così diversa da quella dei canali e dei fiumi, dove pare quasi soffrire, stretta tra gli argini angusti. Lì, nella laguna, l'acqua appare amica. Basta saperla promuovere. Come si fa con l'amorosa? Sapere quali sono i luoghi che puoi navigare senza problemi, quali invece sono le zone pericolose, dove la sabbia traditora può farti incagliare. E poi era profumata, un aroma magnetico e profondo, prendeva al naso per poi scendere alle viscere. Non era semplice freschino, sentore di fossi e canali familiari a chiunque viva nella grande pianura. C'era anche la punta della salsetta, gusto salato di vita rapida e guizzante, mescolato in strana e chimia con le note dolciastre e smaganti di alghe morte, di reliquie biancastre, di vische e seppie che si puliscono e si consumano nel modo lento dei bagnasciuga limacciosi. Allora, scusate un attimo, dovesse piovere, ci trasferiamo dentro un attimo, dipende da quanto manca, perché so che manca una lettura, una decina di minuti, cos'è? No, allora, stando all'ora saremo più sui 20 minuti. Che mancano? Sì, boh, però... Ok, se Dio Pluvio noi andiamo avanti, ok? Altrimenti ci spostiamo dentro, magari con mascherine per evitare assembramenti o cose, però ci spostiamo dentro là. Vai. Allora, io direi, strutturiamoci così. Io faccio un'ultima domanda e poi sillabario, ok? Allora, la mia domanda, ovviamente ognuno quando legge interpreta quello che legge sulla base della propria esperienza. Io sono uomo d'azienda e quindi l'idea del progresso, delle cose che cambiano, dell'economia che muta con gli anni e con i decenni è un tema che sento profondamente. Il mio lavoro tra 10 anni ci sarà ancora, cosa diventerà? E questo è un romanzo che parla della fase calante dell'epopea del commercio o comunque del trasporto delle merci via fiume. Qual è la tua posizione di autore e di cittadino per quanto riguarda il progresso che va avanti? Perché inevitabilmente ci lasciamo indietro un sacco di cose e il romanzo parla soprattutto di quello che si perde. Sì.
Quindi... Sì. No, infatti, quando ho iniziato a studiare il mondo dei barcari, tecnicamente avrei potuto scegliere di ambientare il romanzo dal Medioevo fino appunto agli anni 60. Non ho avuto molti dubbi nella scelta della fase finale, proprio nel momento in cui il mondo delle barche va rapidamente in crisi in Italia. Anche perché appunto si intersecava con altri discorsi, quello della scuola che in quegli anni avanza, e con autori che ne avevano parlato e che mi piacciono molto. Ora è chiaro che il progresso, va da sé, è un meccanismo che è connaturato all'esperienza umana. Meno male che c'è il progresso nel senso di avanzamento, di sviluppo della società, di cambiamento delle dinamiche, si spera verso equilibri migliori, condizioni di vita migliori. Però si spera, nel senso che credo che una delle, come posso dire, dei grandi rischi da tenere sempre d'occhio, ognuno di noi, nessuno escluso, è di non cadere nel mito del migliore dei mondi possibili, cioè del fatto che il mondo in cui viviamo adesso sia come dire, l'opzione migliore che poteva capitare solo perché è arrivata dopo e quindi è conseguenza di uno sviluppo. Lo sviluppo può anche comportare degli errori, delle perdite, dei regressi. Cioè, oggi a livello mondiale le persone che non hanno accesso ai servizi primari, all'acqua e al cibo sono ancora purtroppo la maggior parte, quindi evidentemente a livello globale lo sviluppo che ha garantito a noi di stare così bene qualche inceppamento ce l'ha avuto, insomma, ecco. Quindi sono totalmente d'accordo con te e quindi io posso solo dire la mia impressione. D'accordo con te quando dici che il lettore ha la responsabilità e la libertà di fare i suoi ragionamenti e trarre le sue conclusioni. La mia speranza scrivendo questo libro, oltre che di costruire una storia di affetti familiare e di formazione che spero sia piacevole, è anche quello di far ragionare su un certo tipo di sviluppo, ovvero sia che forse si è contestualizzato qui negli anni 60 e anche in parte oggi. Uno sviluppo che bada esclusivamente al profitto economico e che quindi pone sul guadagno l'unico discrimine delle proprie azioni e che in nome di questo non si fa scrupoli a sacrificare anche cose che col guadagno non c'entrano niente. Esempio, i Burci quando sono andati in crisi, perché sono arrivati i camion, le strade asfaltate eccetera, sono andati in crisi in meno di 10 anni, mandando in vacca un indotto e mandando in crisi economica profonda famiglie e paesi che vivevano di questa economia. Ma non solo, i Burci nessuno li voleva, nemmeno come legna da ardere. Cioè nel Padovano gente che ti comprava il burcio a peso non la trovavi, tant'è vero che molti barcari hanno dovuto lasciare il proprio burcio su un ramo secondario là a marcire. E sta roba qua economicamente non è sana, cioè perché tu praticamente hai semplicemente ghigliottinato un settore economico per dare esclusivo spazio a un altro settore economico. E infatti in altre parti d'Europa il commercio fluviale è stato affiancato ma non sacrificato. Quindi ecco, mi pare che a volte, non dico che sia una caratteristica della cultura italiana, che in nome di una fretta perché ci si è trovati all'ultimo momento, situazione di emergenza avanti come viene. Forse avere una visione che garantisca, uso una parola grossa, la sostenibilità anche culturale e sociale e non solo il profitto economico sarebbe difficile, cioè, è chiaramente come dire una coperta che comunque un pezzo ti lascia scoperto, però credo che possiamo imparare qualcosa dall'esperienza degli anni 60, visto che il progresso continua, visto che i settori che possono entrare in crisi ci sono ancora, forse vale la pena imparare da quegli errori e salvare, almeno non dico salvare garantendo un lavoro comunque, ma rispettare la dignità di un lavoro, quella sì, quella volta non è stata rispettata quella dignità, sono stati proprio allontanati e costretti quasi a vergognarsi di essere barcari. Qui stasera c'è un amico che mi ha raccontato un aneddoto che ha detto che quando lui era ragazzo, molti anni fa,
c'era un modo di dire nel suo paese, se non sbaglio Istrana, che quando uno del gruppo aveva una bici o un motorino particolarmente scassato, si prendeva in giro e diceva ma sei proprio un burcio. Quindi era addirittura penetrato nello slang, che il burcio era il catorcio, era qualcosa di cui disfarsi, e questo insomma, la dice lunga. I burci erano opere d'arte, di carpenteria, degli squeri, c'erano squeri sul Sile, sul Brenta, il Bacchiglione, insomma c'erano famiglie che per secoli hanno resistito, e lì finito tutto, dall'oggi al domani. Non possiamo fare un applauso, cioè, nel senso ci verrebbe da farlo, però insomma sappiamo che comunque gliel'avremmo fatto. Sillabiamo? Sillabiamo. Sillabiamo. Facciamo sillabare lui prima. Come ti è venuta l'idea di fare il sillabario? Ok, così ho modo di spiegare quella parte affettiva del rapporto col dialetto che prima ho lasciato indietro. Molto semplice. I miei genitori non mi hanno insegnato il dialetto, hanno fatto questa scelta che era in parte dovuta al fatto che mio padre è emiliano e mia madre è della Bassa Padovana, quindi quando litigavano e passavano al dialetto era divertente perché uno non capiva l'altro, si arrabbiavano sempre di più e scendevano in dialetti via via più profondi fino all'esplosione. Però non era solo questo, era anche il fatto che hanno deciso che il dialetto era rischioso per me e mia sorella, quindi hanno detto che era meglio per noi sapere solo l'italiano, quindi in casa solo perché da quando italiano. ho toccato a parlare italiano sono più buona a fare di manco. Esatto, eccolo là, esatto. No, quindi proprio perché effettivamente, ma infatti io da ragazzo sono stato grato in certi momenti ai miei genitori perché ho vissuto, e non ho fatto le medie negli anni 60 ma negli anni 90, ho vissuto momenti in cui compagni che venivano presi in giro per il dialetto ci stavano male, era una sorta di bullismo, te viene da Brecane, te sei un boaro, ma va a ricampi e cose così. Poi cos'è successo? È successo che ho letto Meneghello, l'ho conosciuto troppo tardi, porca vacca, nel senso che questo è uno dei grandi crucci, perché l'avessi conosciuto 2 anni prima, mia nonna era ancora viva e avrei potuto almeno chiederle scusa o almeno farle delle domande. E invece mi sono reso conto della perdita a cui ero stato condannato e che avevo accettato molto volentieri quando ormai era troppo tardi. E quindi il sillabario è stato prima di tutto un tentativo di recupero di parole della mia famiglia che pensavo di aver dimenticato e ho cercato di recuperarle con i miei strumenti, quindi da uno che non sa parlare il dialetto ma che ha studiato storia della lingua italiana e che quindi cerca di costruire, di raccontare la storia della parola, per dimostrare che il dialetto non è ovviamente un codice di serie B, ma è come ogni parlata regionale, una lingua complessa, strutturata, che affonda le sue radici dal tedesco all'ebraico, dal greco allo spagnolo, ovviamente al latino. Ma su tutto questo c'era la memoria dell'unico ambito in cui il dialetto esisteva, cioè dai miei nonni, perché, e finisco, era solo per inquadrare, l'ho raccontato tante volte ma mi fa piacere sempre raccontarlo. Quando mia mamma ci portava dai nonni, la consegna erano ste parlare in dialetto al boccia, e effettivamente non ci parlavano in dialetto, italianizzava mia nonna, mio nonno taceva, questa era la sua risorsa, ma c'era un momento preciso che si ripeteva tantissime volte in cui parlavano ampiamente in dialetto. Non parlavano ma urlavano, c'era quando ci sgridavano, e allora lì partiva la magia, perché mi piovevano addosso queste parole di cui io ignoravo il significato, intuivo che non erano complimenti, e però partiva un processo linguistico fertile dell'indovinamento che soprattutto nei bambini è fantastico. Ma te sei un mona? Va bene, allora, intanto ti allontani perché te lo dice urlando e vai a ragionare, mona. Cosa sarà? Non lo so. Ci sono appigli? No, non c'è parole che assomigliano a mo, non c'è. Altra volta senti che il nonno litigando con la nonna, ma vai mona, ha detto amia. E quindi è un doppio mistero, quindi mona è una condizione dell'essere e una meta da raggiungere. Quindi cos'è questa ambiguità? Il mio amico rispondeva sempre che Dio ti ascolta. Io voglio solo raccontare un aneddoto di 10 secondi che fa capire come io sia cresciuto in maniera simile a te, perché ovviamente la mamma mi diceva
di non rispondere alle provocazioni. Siccome anch'io non conoscevo il dialetto, avevo sentito che a scuola la risposta adatta a vai in mona era perdonatemi versi e gambe. Ma io, non sapendo cosa volesse dire vai in mona, lo vedevo come, così, un gioco linguistico specchio riflesso, raffinato. buttati nel cesso. Quindi... Quando mia mamma mi ha detto, ma allora come va a scuola? Ti provocano? Mamma, ho capito tutto. Se mi dicono vai in mona, io rispondo versi e gambe. E avevo 6 anni. E mi ricordo ancora la sua espressione, ma come? Disastro. Quindi veramente solidarizzo. Perdonami. No, avevo finito. Quindi questo Comunque è la parola che caratterizza noi perché ha molteplici significati. Con ogni probabilità la frase in cui è più presente è il tanto famoso vai in mona, con le varianti infinite del complemento di appartenenza. Strano come l'augurare il viaggio in mona, almeno in apparenza auspicabile, non sia considerato un saluto positivo, ma si utilizzi sempre o quasi per far tacere un interlocutore molesto oppure per liquidarlo o liquidare le sue argomentazioni in modo frettoloso e volutamente superficiale. Il fatto che il va in mona sia utilizzato in concorrenza con va in casino fa forse pensare che nella communis opinion la mona di cui si parla non sia quella della legittima consorte, bensì quella prezzolata e peccaminosa della meretrice, che pertanto l'invito assuma i toni di un va occupare il tempo in esercizi degni della bassa levatura morale della tua persona. Che, tra l'altro, ti fa propendere ulteriormente per la derivazione, per così dire, bizantina, da lupanare della parola. Non mi dilungherò sulle considerazioni che si potrebbero fare circa l'assenza, a questo punto, di un'accezione neutra, biologica o coniugale del sesso femminile nella lingua veneta. E in effetti, a me nessuno ha mai parlato della mona in famiglia. Semplicemente il sesso fa parte, fin dalle lingue classiche, di un nucleo semantico tabù, attorno al quale fioriscono decine di significanti atti fondamentalmente a deviare, a nascondere, a confondere, a evitare il confronto diretto con il puro significato. Invece in molti, a partire da mio nonno e giù, per zii e cugini, in mona mi ci hanno mandato. I primi tempi mi ero fatto un'idea relativamente precisa di questo posto. Doveva essere in Africa o in Brasile, dove c'era anche lo zio missionario, che ti mandavano lì per lavorare, invece che perderti in chiacchiere o in matessi da bauli. Capivo meno quando, ma non con me, piuttosto gli adulti tra loro, si mandava in una mona specifica. Non importa che fosse di questa o quella madre o Amia o Sandola. Iniziai a pensare che di mone ce ne fossero più d'una al mondo e che alcune di queste zone, che erano quindi come un campo, una montagna o una palude, erano state ereditate o conquistate da madri, zie o madrine varie nel corso degli anni. Era così. Si riesce a fare un richiamo per domani sera? Sì. C'è un'isola che si chiama Bene. Allora, non me ne voglia Malaguti, ma abbiamo già osato troppo, abbiamo già chiesto troppo. Grazie a Paolo Malaguti, intanto un applauso ci vuole ancora. Grazie a Sonia, grazie ad Alessandro.
Dovrei chiudere la diretta, diciamo, mondiale. Per rimanere in tema dovrei dire dei mona tutti quanti, però è dura, a parte che ce l'abbiamo fatta, però insomma la chiudiamo così. Allora diamo un cenno, intanto adesso poi ci spostiamo dentro, così avete l'opportunità di parlare con l'autore, di farvi firmare l'autografo, di avere il libro, perché in vendita ci sono i libri là. Vi ricordo che domani sera Alessandro sarà con Cristina Chinaglia, dico bene, e presenterete il quarto appuntamento di Parole in un bicchiere per presentare, la Chinaglia è un'attrice, è una simpaticissima stand-up donna, no? comedian, attrice teatrale, Esatto. cinema, Colorado Café, brava. Dovrà farci qualche scena o qualche cosa di questo famoso monologo, le 50 sfumature di grigio, penso che... Condizio sine qua non. Condizio sine qua non. Signori, abbiamo chiesto troppo veramente il tempo, allora trasferiamoci dentro. Grazie ad Alessandro, grazie a Sonia, grazie a Paolo, e allora andiamo dentro e troviamo anche tutto quanto il settore vitivinicolo di Sara Ceschin, o meglio del Colle. Va questo microfono fin dentro? Va. Sara, che cosa farete provare, sentire? Parametrarci sull'ora. Intanto venite tutti dentro, tutti urlando.